Allora, viva l'Italia, ma soprattutto viva Palermo e Santa Rosalia. Siamo con il sindaco della città di Palermo, abbiamo i simboli dell'Italia. Abbiamo i simboli dell'Italia, quello ufficiale, quello formale, ma anche quello del cuore. L'Italia sta partecipando ai campionati europei di calcio, tifiamo per l'Italia, Palermo è Italia e noi abbiamo a cuore la nostra città tanto quanto il nostro paese, ed è un saluto attraverso il tricolore che vogliamo dare a tutti gli amici di discendenza italiana e di ogni altra nazionalità che saranno riuniti a Los Angeles in una convention straordinaria proprio nel nome dell'Italia, con un brand straordinario qual è l'Americo Vespucci. Ciascuno con le proprie caratteristiche, con la propria identità che non va mai perduta, perché la identità caratterizza le varie realtà italiane e questa straordinaria varietà rende grande l'Italia nel mondo. Avremo l'onore del Consolato Generale d'Italia a Los Angeles di organizzare, in occasione dell'arrivo dell'attracco dell'Americo Vespucci, questa bellissima serata, questa esclusiva serata il 5 luglio. Ho avuto l'idea di consegnare a ogni membro dell'equipaggio e al comandante questo oggetto. Abbiamo ancor più il piacere, il primo, di consegnarlo a te e lo apro davanti a te. Grazie. Noi diciamo sempre ogni lungo viaggio comincia come un primo passo. Il passo che ci porta a Los Angeles rientra in un viaggio iniziato proprio a Palermo, al Teatro Massimo, col sindaco e con l'istituzione del Libro delle Radici, e anche col desiderio della città di Palermo di essere un po' la capitale degli emigrati siciliani nel mondo. Questo primo passo ci ha portato adesso al secondo, che è a Los Angeles, e quindi è bene che la prima spilletta lo sia al Per me è un grandissimo piacere, è un grandissimo onore e mi spiace non poter essere a Los Angeles con tutti voi, ma si avvicina per noi la data del 400° anniversario di Santa Rosalia e il sindaco non può che restare in città in questo periodo di preparazione. Sarà con voi il vice sindaco, che pure è coinvolto nell'organizzazione del nostro festino, ma che rappresenterà Palermo a Los Angeles. Attendiamo numerosi amici americani, amici di discendenza siciliana, ma soprattutto vogliamo confermare un abbraccio nel segno dell'amicizia, nel segno della pace. Allora, viva l'Italia, ma soprattutto viva Palermo e Santa Rosalia. Assolutamente, grazie. Grazie a voi, grazie a tutti.